passare a destra, piano piano. Vai ai cartelloni di fondo. Ha fatto una richiesta e la disposizione l'ha accettata, però con le condizioni di ampliarla e quindi i pannelli esposti risultano quasi al completo. La ricerca, frutto sono oltre 4 secoli. In un primo tempo la ricerca è stata strutturata diversamente, poi sulla presentazione ne usciranno le deduzioni. La prima parte riguarda le ricerche degli archivi. Alla presentazione del libro c'era la parola allo scrittore Cino Boccazzi. Particolarmente caro dai lontanissimi tempi dell'infanzia, perché tra l'altro nel Sile ho imparato a nuotare. Voglio anche ringraziare gli amici che mi hanno chiamato, l'assessore alla pubblica istruzione Brunetta, sempre tanto sensibile ai problemi storici, culturali della figlia. Molti anni fa, in occasione di uno scavo per la ghiaia, di un sondaggio, recuperai dei pali di rovere che avevano almeno 4 o 5 mila anni e alcune asce di bronzo di questa antica cultura scomparsa che ha caratterizzato. Io mi augurerei che per molti altri fiumi d'Italia ci fosse un Camillo Malan che riesce a fare una raccolta di notizie, soprattutto di particolari notizie, come appunto si cancella con grande velocità e fa scomparire. Perché stranamente questa che viene chiamata un'era di progresso è anche un'era di cancellazione delle antiche culture. Cancellazione che si manifesta comunità, legato all'arte. Vogliamo ricordare tra i recenti grandi scrittori, e vogliamo anche mandare un saluto augurale a Pacchelli, di cui ricordate il Mulino sul Po, una grande storia di questo fiume, che Camillo Malan ha recuperato a settori, ritrovando le voci dei mugnai, le voci dei pescatori, le voci dei morti, di tutte le famiglie che si sono succedute, i pittavoli, i tagliatori di legna, i tagliatori, delle grandi pagine poetiche. Infatti questo libro un po' è una specie di spurina del Sile. Quando lui ricorda quel pescatore, di cui non ricordo il nome in questo momento, Menego Caibo, sì, un nome poetico e bellissimo, questo pescatore per lui, che comprendono le voci dei mugnai, gli strumenti dei mugnai, i tipi di martelli per scolpire le macine, le misure dei grani e poi il taglio delle erbe per le occupante di Sant'Arzù. Il Sile va di peso, è una parola difficile dire, dipende da un fiume, perché come tutti sappiamo un fiume non vota, anche gli alberi non votano. Abbiamo un'importantissima funzione ecologica di respirazione e di ricambio dell'ossigeno non vanno tagliate, per non creare quei desolati monasteri, quelle desolate zone vuote dove trionfa solo la plastica. Il fiume va di peso dall'inquinamento. Sindaco, allora, egregio avvocato Antonio Martaroni, siccome dobbiamo aprire la nota, da tanti sopra rimaniamo, c'è il nastro da tagliare, grazie. Poi entra la parola della gente, sarà riservato per lei anche se è in ritardo. Tieni nel ricordo.
cominciare a togliere le plastiche. Voi sapete che un sacchetto dura 90 anni e un inquinamento centrale ha alzato il livello del fiume di più di 2 metri, quindi ha umidificato tutta la città, ha creato un problema di sporcizia dei canali, di intasamento dei canali. Tutto questo ci porta a dire, siamo in periodo di elezioni, io vi auguro che i nuovi eletti se lo ricordino, di tenere in primo piano il problema dell'inquinamento, che forse è il più. Voi vedete che questo si è manifestato anche nelle cave, adibite a deposito di immondizie, senza fare una preparazione preventiva del terreno per impedire la filtrazione delle falde acque profonde. Lo vedete in tanti altri fenomeni che sono all'ordine del giorno. Chiudo questa mia esposizione per le monti altri fiumi, non solo del nostro territorio, ma anche fuori del territorio. Vi ringrazio dell'ascolto e ringrazio Camillo Pallante. Grazie, dopo signor Boccanti che ha detto quasi tutto, per me sarà un po' difficile dire qualche cosa di nuovo. Ho letto tutto d'un fiato questo libro, Camillo Pallante ha continuato, non so se sia una colpa, comunque ha rimediato ampiamente a questa. La parte originale generosa di stimoli per il ricercatore è quella dove sono raccolte le storie di vita dei testimoni attuali. Ci sono parole raccolte scritte della prima parte del libro del Camillo, che è una cosa che naturalmente noi scopriamo, ma possiamo scoprire anche in altre sedi, con altre persone, se non ci affrettiamo a raccogliere tutto questo, tutto quello che ci dà il paese, la tradizione. Diciamo che con questo testo Camillo introduce, o cioè deve essere pubblicato un po' così artigianalmente. Noi speriamo che questo libro di Camillo possiamo in qualche maniera farlo pubblicare in maniera che venga valorizzato. E non vogliamo che vada perso quello da cui noi siamo descesi e questa tradizione che in fin dei conti ci ha formati. Prima parlando con degli amici dicevamo, ma vediamo qui tante parole dialettali, trevigiane, e anch'io che non sono poi più giovane, alcune non me le ricordo. Sicuramente questi ragazzi qui che hanno 10 anni, probabilmente se le leggono non sanno quando i greci, i logografi, cioè quelli che scrivono le cose dette, è la vera storia, è il pregio di questo grosso merito. Un merito che Camillo ha messo insieme in 2 anni di lavoro. Questi ultimi 6 mesi veramente si è dedicato anche al gioco, la moglie, la signora mi ha detto che era elettrizzata in questi ultimi giorni. Chiudo e poi passiamo ad altre cose dicendo un grazie, e mi ha commosso una dedica che ha fatto qui, e qualche volta lo penso anch'io quando vado nei miei momenti liberi in biblioteca, dove trovo degli amici che stanno facendo delle cose un po' come me, per la verità, un po' amante di questa libertà. Le copie sono in numero ridotto, è un saggio, un esperimento in attesa di una pubblicazione. 53 copie sono già state inviate ai vari musei, a Venezia, a Roma e nelle nostre circoscrizioni. Grazie. L'assessore Luigi Dall'Acqua presente. C'è qualche assessore, qualcuno che non vedo, prego di farsi vivo. Passiamo a... la signora Bonaventura Vilma. Ecco, questo ricorda Ruggero Granello, Mugnano. Con una buona ora di ritardo, ma è arrivato per l'inaugurazione di una mostra singolare dal titolo Drio El Sil, storia, vita e lavoro in riva al fiume. Siamo alla scuola Anna Frank di Sant'Angelo. Mazzarolli ha aperto ufficialmente un capitolo sconosciuto al grande pubblico ed anche agli specialisti. È un capitolo che riguarda il fiume che bagna e caratterizza Treviso. Autore del lavoro di ricerca, che è stata raccolta anche in una dispensa, un insegnante trevigiano, Danilo Pavan, uomo di cultura, giornalista, sensibile non solo alle trasformazioni ambientali, ma anche a quelle umane e sociali che sempre sono correlate al mutamento, in bene o in male, del paesaggio.
Pavan ha puntato la sua indagine soprattutto su due zone, Sant'Angelo e Canizzano. 3 anni di lavoro portati avanti con la caparbietà dello storico, ma anche con la sensibilità del giornalista, che sa leggere nella storia dei grandi avvenimenti la storia dell'uomo, che è il vero protagonista dell'interessante lavoro. Ed ecco i personaggi umili che vivono accanto al fiume, nel fiume. La loro vita scorre assieme all'acqua in una simbiosi che è stata troppo spesso violentata. Ha colto questo aspetto umano e letterario del lavoro di Pavan lo scrittore e esploratore Cino Boccazzi. Ritrovando le voci dei mugnai, le voci dei pescatori, le voci dei morti, di tutte le famiglie che si sono succedute, i fittavoli, tagliatori di legna. Pavan ha scoperto gli uomini di ieri attraverso quelli di oggi, recuperando anche linguaggi e forme di comunicazione destinati a morire con gli ultimi abitanti del fiume. Il suo libro, ha detto Boccazzi, è un appello per la vita del Sile, ma il Sile non vota però. Voti o no, sta di fatto che questo fiume, che è stato la manna per secoli e secoli, favorendo la nascita di paesi, costumi, culture, ha urgente bisogno di rispetto nel nome di un equilibrio costruito in migliaia di anni. E questo è il senso della ricerca di Pavan, un lavoro voluto e finanziato dalla Proloco e dal Consiglio di Circoscrizione per far cessare quello che Ulderico Bernardi nella prefazione ha definito il degrado sconcio ed ingordo di quello che fu un fiume da bere.